Parla tifosi napoletano. Siamo qui per novità che scalderanno i cuori azzurri, soprattutto per chi segue la saga di Victor Osimhen. Ma prima di addentrarti in questa emozionante storia, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità dal Napoli. L'annuncio che tutti aspettavano è arrivato, direttamente da colui che dalle parole dirette ed efficaci, il presidente De Laurentiis. Oggi, durante la premiazione della Campania Felix, non ha lasciato spazio a dubbi. Per Osimhen stiamo per firmare il contratto in sospeso dall'estate. Sì, tifosi, il rinnovamento è fatto. Una svolta che qualche settimana fa sembrava un'utopia, ma eccoci qui, sul punto di garantire la permanenza al nostro marcatore nigeriano. Abbiamo avuto momenti di incertezza, soprattutto dopo il controverso episodio sui social e le minacce di azioni legali. Ma come ci insegna la palla, nel secondo tempo tutto può cambiare. Osimhen è tornato in campo, ha mostrato compostezza contro Atalanta e Real Madrid e, soprattutto, ha instaurato un buon rapporto fin dai primi giorni con Mister Mazzarri. Adesso, con il rinnovo praticamente sigillato, Osimhen si concentra su qualcosa che tutti vorremmo vedere, il gol. 2 mesi dopo il suo ultimo gol, ha fame di segnare ancora. Nel mirino c'è la sfida con l'Inter, che domani arriva al Maradona. De Laurentiis cerca una doppia celebrazione, dentro e fuori dal campo, assicurandosi il suo numero 9 per gli anni a venire, visto che il suo attuale contratto scade a giugno 2025. Ancora in fase di aggiustamento i dettagli, ma la base del rinnovo resta, circa 10 milioni a stagione, più bonus legati al rendimento personale e collettivo. Alcuni punti, come la clausola risolutiva, necessitano ancora di definizione. Il Napoli è pronto a consolidare il proprio punto di riferimento, fugando le voci di una possibile partenza già a gennaio. Come ha affermato De Laurentiis, siamo in fase di firma. E così, tifosi, concludiamo questa entusiasmante notizia sul rinnovamento di Osimhen. Una storia che ha attraversato alti e bassi, ma che ora ci riempie di speranza ed entusiasmo per ciò che verrà. Vogliamo conoscere la tua opinione. Come ti senti riguardo a questo rinnovamento? Cosa ti aspetti dal ritorno al gol di Osimhen? Lascia i tuoi commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace se sei felice come noi e di iscriverti per non perdere nessun dettaglio di questo viaggio blu. Forza Napoli sempre!